piatto del giorno, maltagliati, cozze e ceci. Un notevole beneficio dei grassi polinsaturi, appunto dell'omega 3, è legato anche per esempio alle aritmie cardiache. Si è visto che l'assunzione quotidiana di pesce azzurro e quindi di omega 3 riduce anche il rischio di insorgenza di aritmie cardiache. Iniziamo nel tritare il peperoncino e una parte di aglio. Lo mettiamo nella padella, filo d'olio, trasferiamo i nostri ceci per essere pestati, olio, prezzemolo. Dobbiamo ottenere una crema uniforme. Il nostro soffritto è pronto, mettiamo le cozze. Aggiungiamo un po' di vino, copriamo. Le cozze si sono aperte. Spegniamo sul fuoco. A questo punto la pentola bolle, mettiamo il sale, mettiamo giù i nostri bellissimi maltagliati. Stiamo finendo di sgusciare le cozze, quindi andiamo adesso a prendere la nostra cremina di ceci che abbiamo ottenuto, anche il resto dei nostri ceci, quindi passiamo la nostra pasta. Acqua di cottura, prezzemolo, si incomincia a formare la nostra cremina sulla pasta, perché i ceci rilasciano anche loro degli amidi. Ancora un minuto e siamo pronti per l'impiattamento. Impiattiamo. Il piatto cozze e ceci è pronto.